C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io, vi raccontiamo in breve Padre Giulio Bevilacqua, poi il nostro dialetto, le nostre interviste. Nato nel 1881 a Isola della Scala in provincia di Verona, si trasferì a Brescia per studiare presso i padri filippini della pace. Ricevette gli ordini sacri nel 1908. La prima guerra mondiale e la prigionia lo segnarono profondamente. Gli anni del fascismo lo videro apertamente schierato contro Augusto Turati. Fu cappellano in Marina e nel 1944 fu chiamato a Roma da Monsignor Montini. Nuovamente a Brescia si trasferì nel 1949 in una baracca chiesa in via Chiusure per stare vicino ai poveri e al proletariato. Nominato membro della Pontificia Commissione, collaborò a preparare il Concilio Vaticano II. Eletto cardinale nel 65, Padre Giulio Bevilacqua ottenne dal Papa di rimanere anche parroco di Sant'Antonio in via Chiusure, diventando il primo cardinale parroco della storia della Chiesa. Morì a Brescia il 6 maggio del 1965. Beh, questa espressione sicuramente l'avete utilizzata anche voi in più di una occasione. Che le mia tat riat. A Napoli invece, che ne sanno? Interroghiamo i napoletani. Giorgia voleva fuggire, ma dove scappi? Guarda qua, goditi il golfo di Napoli col Vesuvio sullo sfondo. Già prima volta a Napoli? Sì, prima volta. Ah, è un po' brillante, spende un po'. Sì. Brillantissimo. Perché loro, sentite, non sono napoletani, ma veneti. Veneti. Di Padova. Padova. C'è la vacanzona, Sì, dai, per cambiare aria. E vediamo, interroghiamo Giorgia sul nostro modo di dire in dialetto. Noi portiamo il dialetto bresciano anche a Napoli oggi, dobbiamo lavorare. Vai Giorgia. Lui, quella persona, non lui no, ma quello, leggi un po'. Miatat riat. Sì, Padova non si dice così. Ah, lascia il perdere che le mia tarriat. No, niente, come si dice? Mi è stato a posto. Arrivato, no? Sì. Come si dice a Padova? Cioè, la persona non tanto, insomma, non proprio. Mi ha tanto inquadrato. Mia tanto un quadrato. Esatto. Quindi se il mio regista non ci inquadra bene, anche noi magari non siamo molto inquadrati. Esatto, lo stesso. Vabbè. Precisamente. Adesso che come continua il tour qui a Napoli, che andate a fare? Un giro qui sul lungomare e poi purtroppo stasera ce ne andiamo. Tanto decide lei, quindi. Sì, decide lei. Esatto. Ma un napoletano verace, prima o poi lo troveremo? Credo di no. Cioè no, forse ci sta pure, però sono pochi, si contano sulle dita. Lei è uno di quelli? No, penso di no, sono un po' un ibrido, sai, anche come origine. Però vabbè, comunque ovviamente sono sicuramente bilingue, nel senso che il napoletano lo parlo continuamente ogni giorno. Luciano, senti un po', qua c'è la lezione di dialetto bresciano, vai. Dovresti provare a leggere questo? Sì, solo che non credo di sapere cosa significhi. Miatatriat. Hai detto bene però. Miatatriat. Chi è Luciano a Napoli? Quello Miatatriat. A Brescia lo sappiamo. Miatatriat. Lì lascialo perdere che lei Miatatriat. Allora, posso rivederlo un secondo? Sì. Prego. Allora, tat è un verbo? Un avverbio di quantità, tanto. Miatatriat. In questo caso aggettivo. No, non è molto arrivato, quindi è un po' fesso, non è arrivato del tutto, non è a 100, non è tanto arrivato, allora non ha sciocca. miatatriat. Un po' intelligente. Limitato, diciamo, un po' così. Salutiamo in napoletano, va? Totalmente. Sì, statelo buono. Vabbè, grazie da Napoli, sfondo Vesuvio, alla prossima. Ciao a tutti, ciao.